Buongiorno a tutti carissimi amici e buon inizio settimana, siamo lunedì 29 marzo e questa è la rassegna stampa di Radio Piave in Blu curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. In studio oggi ci sono io, Martina Reolon. Andiamo subito a dare uno sguardo ad alcune delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Partiamo con il Corriere delle Alpi. L'articolo di prima pagina, il titolo di prima pagina anche oggi è dedicato all'emergenza coronavirus. La regione entro luglio la prima dose per tutti, stiamo parlando dei vaccini. Il cronoprogramma del Veneto, priorità per i vaccini ai fragili, dal 5 aprile profilassi nelle aziende. Il ministro d'Incabene dice AstraZeneca, ma Zaia lancia l'allarme e dice abbiamo scorte ridotte. Il Veneto ha adottato il prevedimento firmato da Speranza con tanto di tabella con il cronoprogramma, da cui emerge che il 26 luglio si dovrebbe tagliare il traguardo della prima dose per tutti con le attività produttive dopo aver immunizzato tutte le categorie protette. Il ministro d'Inca ieri nel Bellunese ha invitato a fidarsi di AstraZeneca, ma Zaia dice abbiamo poche dosi e c'è un lungo approfondimento alle pagine 4, 5, 6 e 7 che tra poco andremo a vedere. Poi c'è il caso del vaccino Sputnik che fa litigare i governatori e interviene Draghi, che ha deciso di partecipare all'incontro di oggi pomeriggio con i presidenti delle regioni divisi dal caso Sputnik, il vaccino russo. Andremo anche a leggere questo articolo a pagina 8. La foto di copertina è dedicata a una Pasqua amara, come si legge nel titolo, crollo di vendita di uova e colombe. Hanno perso il 50% delle vendite durante la Pasqua del 2020, non parliamo poi del Natale, ora di nuovo siamo a Pasqua che viene affrontata anche se in zona rossa. Le pasticcerie sono chiuse, solo asporto e consegna a domicilio, i panifici sono aperti, ma tutto il settore dolciario sta pagando cara la pandemia. E c'è un'intervista a Cristiano Gaggion, che è presidente della categoria dolciaria di Confartigianato, che è la sua pasticceria aperta solo per mezza giornata. C'è un approfondimento alle pagine 18 e 19 con diverse testimonianze, andremo a vedere anche questo. E nella prima pagina di Belluno, poi appena andremo appunto a pagina 13, c'è un'intervista di Marcella Corrà a Roger De Menica, l'onorevole Roger De Menica, aiuti strutturali per le terre alte. De Menica guarda oltre il fondo comuni confinanti e parliamo di spopolamento. Contro lo spopolamento della montagna servirebbero interventi strutturali. Roger De Menica punta su Stato e Regione, si legge nel lancio. E poi ancora Belluno, assegni scoperti alla gelateria, una truffa da 20.000 euro, artigiano vende l'attrezzatura per produrre il gelato a un falso acquirente che paga con un assegno scoperto, e c'è un articolo di Gigi Sosso a pagina 20. E poi ancora in questo caso spostiamoci a Feltre, isole ecologiche come discariche, ecco i furbetti della spazzatura, e in questo caso l'articolo è a pagina 21. Prima di addentrarci in questi argomenti di cui abbiamo letto i lanci, ci fermiamo sulla questione dei vaccini anti-Covid, in questo caso siamo a pagina 5. Il ministro D'Incà ai centri vaccini, profilassi contro virus e crisi. Prima dose ricevuta da 40.000 bellunesi, si legge nell'Occhiello. Ieri la visita nelle sedi attive della Val Belluna, uno spot per AstraZeneca, mia moglie e i miei genitori già vaccinati, vi dico che funziona, ha detto il ministro D'Incà. E c'è questo articolo di Dante Damin che ripercorre un po' quella che è stata la giornata di ieri, che ha visto l'attivazione di diversi centri vaccinali ubicati in diverse località della provincia. La campagna vaccinale sta andando bene, inizia così l'articolo, a dirlo Federico D'Incà in persona, che ieri mattina ha visitato i centri vaccinali di Trichiane e Lentiai ubicati nelle relative palestre comunali, per poi soffermarsi in quello di Mel, dove ha avuto modo di intrattenersi con il personale sanitario, i volontari della protezione civile e gli anziani in attesa di essere immunizzati, accompagnato dal sindaco Stefano Cesa e da 2 auto dei carabinieri che lo hanno scortato all'interno della struttura. Anche in provincia di Belluno, si legge, si sta accelerando contro le immunizzazioni, una velocità che è stata impressa già a partire dalla settimana scorsa, con sedute vaccinali soprattutto per over 80 ai drive-in e l'avvio della profilassi per i settantenni. Sabato, ad esempio, i dati resi noti da Azienda Zero parlavano di 2.097 persone nell'Ursuno Dolomiti vaccinate su una popolazione target, cioè di età superiore a 16 anni, pari a 178.940. Dall'inizio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre 2020, fino all'altro ieri, sono state somministrate 39.720 dosi, pari al 22% dei bellunesi.
E ieri appunto la visita del ministro D'Incà ai punti vaccinali, stanno arrivando ulteriori milioni di dosi con cui inizieremo veramente a percepire quante saranno le persone vaccinate da quelle che conosciamo fino alle categorie fragili, ha detto appunto D'Incà. Io ho avuto la fortuna nella mia famiglia di avere mio padre e mia madre che hanno avuto AstraZeneca, eppure mia moglie che insegna ed è stata sottoposta alla stessa tipologia di vaccino, ha detto appunto D'Incà durante la sua visita al punto vaccinale. E dice anche, in riferimento a coloro che non vogliono vaccinarsi, il Covid non guarda in faccia a nessuno, e non guarda in faccia se tu credi o meno alla scienza, se sei Vax oppure no Vax, il Covid ti colpisce e ti può uccidere, ha detto D'Incà. E l'articolo, come dicevamo, è di Dante Damin. In un articolo di spalla sono riportate anche le prossime date dei vaccini. A Cavarzano da domani a mercoledì ci saranno nuove sedute con i medici di medicina generale di Belluno Limana, e in questo caso si tratta del vaccino somministrato alle persone fra i 75 e i 79 anni, somministrazione che avverrà tra domani, mercoledì e giovedì 1 aprile con vaccino AstraZeneca. Le vaccinazioni saranno eseguite nella sala parrocchiale di Cavarzano tra le 14 e le 19 con i seguenti criteri di accesso. Domani toccherà agli assistiti dei medici Enrico Carniel, Cristina Andric, Emilia Padoin, Gianluca Rossi. Mercoledì ai pazienti dei Camici Bianchi Francesca Ebo, Marianna Monari, Luisa Scarrocchia, Chiara Canton, Domenica De Pellegrin, Francesca Lavanda, Mara Toffoletta e Federica Diazzi. Giovedì invece saranno vaccinati gli assistiti dei medici Giordana Barattine, Diego Maressa, Rosalba Vaccaro, Roberto Sennaglia, e poi ci sono tutti i dettagli su come i pazienti sono stati invitati a presentarsi. Mercoledì dalle 9 a Pieve di Cadore alla Sala Cosmo, i medici di base del centro Cadore vaccineranno circa 30 assistiti a testa per un totale di circa 200-300 dosi AstraZeneca. E a Cortina la medicina di gruppo vaccinerà nelle giornate di sabato. Nel Cadore saranno chiamate le persone tra i 75 e i 79 anni. E parlando sempre di vaccini, siamo a pagina 6 e si parla nel titolo della priorità ai fragili da immunizzare entro il 26 luglio, prima dose per tutti. Il decreto del ministro Speranza adottato dalla Regione dal 5 aprile è previsto l'avvio delle vaccinazioni in azienda. Questo articolo ovviamente riguarda tutto il Veneto. A che punto siamo con le vaccinazioni? Il Veneto ha risalito la classifica e si è inserito nelle posizioni di testa dopo aver navigato per mesi al quartultimo posto. Per mettere fine a tutti i dubbi interpretativi, il ministro Speranza ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con il piano dettagliato delle categorie da vaccinare. Il Veneto ovviamente ha adottato il provvedimento con tanto di tabella con il cronoprogramma, da cui emerge che il 26 luglio si dovrebbe tagliare il traguardo della prima dose per tutti con le attività produttive dopo aver immunizzato tutte le categorie protette. Tornando indietro, quelle che sono state le priorità dall'inizio della campagna vaccinale. La priorità assoluta, la fascia 1, è quella dei sanitari degli ospedali e delle case di riposo, ospiti inclusi. Poi ci sono gli over 80, per cui si è iniziato il 15 febbraio. E poi le persone, altre 36.526 dosi in Veneto per gli over 90, mentre la fascia tra i 70 e i 79 anni ha ricevuto 58.405 iniezioni. In questi casi si era utilizzato sia Pfizer che AstraZeneca. La Regione conta di chiudere la profilassi per i nati nel 1933 entro il 20 aprile, perché il governo ha garantito 300.000 dosi a settimana al Veneto. La carestia sta per finire, a metà aprile arriverà anche Johnson & Johnson con la monodose, si legge. Dopo il personale sanitario e gli over 80, il governo ha riservato la priorità al personale docente e non docente scolastico universitario, forze armate, di polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali, ricordiamo. E poi la campagna è proseguita e sta proseguendo con la fascia 2, con 5 nuove categorie prioritarie in base all'età e alla presenza di condizioni patologiche da proteggere con Pfizer o Moderna. La categoria 1 riguarda le persone fragili affette da malattie cardiocircolatorie, respiratorie, neurologiche come sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla e distrofia. E poi le persone affette da diabete di tipo 1 e 2 o colpite da fibrosi cistica, insufficienza renale, malattie autoimmuni, epatiche, cerebrovascolari. Ovviamente sono compresi i 20.000 malati oncologici, quelli affetti da emoglobinopatie, dalla sindrome di Down, dall'HIV, da una grave obesità o che abbiano subito un trapianto. Questi malati saranno vaccinati entro il 24
maggio. Oggi si partirà con i nati dal 42 al 46, il 26 aprile saranno convocati i nati dal 47 al 51 e dal 5 aprile si inizia con le categorie produttive fino al 26 luglio. Poi tutti al mare si legge come conclusione dell'articolo, però bisogna insomma fare qualche ragionamento. Insieme all'articolo è inserita anche una tabella che riporta quelle che sono le categorie prioritarie in base all'età e alla presenza di condizioni patologiche. Nella categoria 1 ci sono le persone con elevata fragilità, quindi estremamente vulnerabili, disabilità grave. Poi ci sono le persone di età compresa fra i 70 e i 79 anni, quelle di età compresa fra i 60 e i 69, persone con comorbidità di età minore di 60 anni senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili, e poi categoria 5 resto della popolazione di età inferiore ai 60 anni. E poi sono comprese anche le categorie ad elevata fragilità inserite appunto nella categoria 1, sono le malattie che leggevamo prima, quindi malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete, fibrosi cistiche, insufficienza renale, malattie autoimmuni, disabilità gravi, malattie cerebrovascolari, patologie oncologiche, sindrome di Down, grande obesità, HIV e persone che hanno subito un trapianto. Sempre riparlando di vaccini, andiamo a pagina 8. C'è il caso Sputnik che divide le regioni. Oggi la resa dei conti con il governo, si legge nel titolo dell'articolo. Draghi incontra i presidenti, in arrivo una linea guida unica e Bonaccini: non siamo piccole patrie, ma De Luca non molla. Li vuole guardare in faccia, ascoltarli e rispondere in prima persona. Per questo Mario Draghi ha deciso di partecipare all'incontro di oggi pomeriggio con i presidenti delle regioni. L'obiettivo è superare le divisioni dopo la strigliata del Premier sulle differenze nella gestione della campagna vaccinale nei territori, perché è fondamentale lavorare compatti per imprimere il cambio di passo alle vaccinazioni e condividere le misure da inserire nel nuovo decreto che sarà approvato entro venerdì. Per quanto riguarda appunto i vaccini, c'è la questione delle differenze, delle polemiche emerse in relazione al vaccino Sputnik. Oltre al Lazio di Nicola Zingaretti, che ha avviato una sperimentazione su Sputnik all'Istituto Spallanzani, almeno 3 governatori leghisti sono pronti a seguirlo. Siamo state interessate la presidente dell'Umbria, mentre la Sardegna si è mossa per chiedere informazioni sul siero russo. E Luca Zaia del Veneto promette: quando il vaccino Sputnik sarà autorizzato lo acquisteremo. Oggi ho appreso che le regioni possono farlo direttamente, dice, riferendosi al contratto firmato da De Luca. Trovo corretto che una regione possa comprare i vaccini, ha detto appunto Zaia. Andiamo alla prima pagina di Belluno e non parliamo più di coronavirus, ma cambiamo argomento. In questo caso c'è un'intervista a pagina 13 di Marcella Corrà all'onorevole De Mene, che è anche presidente del Fondo Comuni di Confine. E De Mene che dice: il fondo di confine non è una panacea, ora aiuti strutturali per la montagna. Il presidente De Mene che sollecita lo Stato e la Regione: qui vivere costa di più, le leggi devono tenerne conto, ha detto appunto De Mene. Il fondo per i comuni di confine non può essere solo a sostenere la montagna, a combattere lo spopolamento, a ridurre il divario con la pianura. Lo dice chiaramente Roger De Mene, parlamentare del PD, che del Fondo Comuni di Confine è presidente attuale. Per sua natura si occupa di fare investimenti che hanno tempi limitati, mentre i servizi ai cittadini devono essere garantiti nel lungo periodo, ha detto appunto De Menec. È in montagna, serve dell'altro per aiutare le famiglie a restare sul territorio. Di questo De Menec è convinto e dice che vanno cercati altri strumenti. Il fondo dei comuni di confine non può essere appunto l'unico strumento, sarebbe pericoloso, è molto utile a livello locale, ma deve stare assieme ad interventi statali ed europei, ha detto appunto De Menec. E parla poi del Recovery Fund e ci si chiede se potrà aiutare la montagna. Il principio è lo stesso del fondo, dice: si faranno investimenti, è importante che venga strutturato operazioni che comprendano i servizi, ma le regole sono le stesse. La situazione della montagna non è drammatica solo nel Bellunese, lo è in tutta Italia, ci sono zone sugli Appennini con paesi completamente disabitati, ha detto il presidente del Fondo Comuni di Confine. A pagina 14 un altro articolo che riguarda l'economia e l'estate. La montagna prepara l'estate, si legge nel titolo: molte prenotazioni da Israele. La maggior parte degli impiantisti aprirà a giugno sperando nella zona gialla. Renzo Minella, referente dell'ANEF, dice: servono misure diverse dall'inverno e i ristori.
In vacanza sulle Dolomiti, magari con il passaporto vaccinale per gli stranieri. Gli operatori turistici delle Dolomiti, seppure in lockdown, preparano l'estate, fiduciosi che si ripeterà quello dello scorso anno, ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Sono sempre più numerose le prenotazioni che arrivano da Israele, primo paese covid-free, lo confermano un po' tutti i rifugisti delle Dolomiti. E lo dice anche Walter De Cassan, presidente di Federalberghi, che aggiunge che il problema semmai sono i tedeschi, il nostro tradizionale mercato di riferimento. Le Dolomiti dunque stanno programmando l'estate con qualche angoscia, precisa Renzo Minella, a capo dell'ANEF, perché i ristori o sostegni ancora non si vedono all'orizzonte e ci sono tanti operatori davvero in difficoltà. A pagina 15 c'è un'intervista a Zaia, il presidente del Veneto Zaia, che parla del caso ACC. Zaia tranquillizza, si legge nel titolo, la regione è al fianco dei lavoratori. Il presidente del Veneto annuncia un vertice tra l'assessore Donazzane e Veneto Sviluppo per i finanziamenti all'impresa. La Regione Veneto in soccorso della CC, come la Regione Piemonte farà per l'ES Embraco, il Veneto non lascerà soli i lavoratori e quelli dell'Idea Standard nemmeno. Nessun lavoratore verrà lasciato per strada di nessuna azienda. Parola di Luca Zaia, che ha annunciato nei prossimi giorni un incontro specifico di Veneto Sviluppo sul prestito ponte all'azienda di Mel. E ispirandosi alla Germania, che in tema di politiche industriali certo non è seconda a nessuno, la Regione Piemonte ha deciso di istituire un fondo regionale per rilevare quote e debiti di aziende in crisi e rilanciarle mettendo a disposizione una ventina di milioni. E cosa farà il Veneto? Avessimo noi queste grosse possibilità, cioè di stanziare 20 milioni, ma sicuro che la nostra parte comunque la faremo, dice Zaia in questa intervista a Francesco Dalmas. A pagina 18 e 19, come anticipavamo prima, c'è questo approfondimento che riguarda la Pasqua. Le associazioni di categoria sono preoccupate, locali con orario ridotto, la provocazione di Confartigianato è chiudute gli ipermercati, salvate i piccoli. Un'altra Pasqua in rosso per forni e pasticcerie, flop di uova e colombe, i nostri affari dimezzati. C'è un articolo sempre di Marcella Corrà. Che dice appunto che le pasticcerie hanno perso il 50% delle vendite durante la Pasqua del 2020, le difficoltà poi del Natale e ora di nuovo a Pasqua, che viene affrontata anch'essa in zona rossa, e c'è una serie di testimonianze appunto che arrivano da tutto il territorio provinciale. A pagina 20 c'è un caso su cui stanno indagando i carabinieri, assegni scoperti al gelatiere per 20.000 euro, Belluno, l'artigiano ha perso i macchinari messi in vendita, il truffatore potrebbe aver già colpito anche in Alpago. Assegni Cabrio per offerte speciali, attrezzature per pasticceria e gelateria nel quartiere cittadino di Cavarzano e una moto in Alpago, totale circa 25.000 euro. Non capita spesso che il truffato sia il venditore, in tribunale di solito è il cliente a ordinare un qualsiasi articolo, ricaricare una Postepay e non ricevere niente. Le truffe sono state consumate nel fine settimana, quando le banche sono chiuse, preferibilmente nel tardo pomeriggio del venerdì, e stanno indagando i carabinieri di Belluno. Un artigiano di Cavarzano ha messo in vendita tutto il necessario per la produzione del gelato e dei macchinari per il confezionamento di pasticcini, costo dell'operazione 20.000 euro. Con una certa sorpresa l'uomo non ha faticato a trovare un cliente interessato, malgrado il prezzo impegnativo. Ci sono stati dei contatti preliminari, il cliente si è presentato a bordo di un furgone con un abbigliamento elegante e un atteggiamento distinto, niente che potesse pensare a una truffa, ha firmato gli assegni, caricato la merce nel cassone e se n'è andato. Era troppo tardi per andare a incassare la somma e il venditore ha dovuto aspettare lunedì mattina, quando la cassiera della banca ha fatto un rapido controllo, scoprendo che si tratta di un pezzo di carta straccia, dal momento che mancava completamente di copertura economica. Insomma, un assegno scoperto. E una cosa simile è successa a un uomo dell'Alpago che aveva messo in vendita una motocicletta e anche in questo caso la truffa si è ripetuta. Leggiamo ancora l'articolo che riguarda la questione rifiuti nel Feltrino, isole ecologiche come discariche, cartacei rifiuti nel parco pubblico, furbetti della spazzatura scatenati nei fine settimana, non solo sacchetti, abbandonati anche bidoni di vernice. C'è questo articolo di Roberto Curto. Basta abbassare un attimo la guardia, le isole ecologiche della città si ritrovano piene di sacchetti abbandonati, cassonetti intasati e portelli bloccati. E in questo weekend c'è anche il caso del Parco della Rimembranza, disseminato di cartacee, plastiche e pure qualche bottiglia sparsa in giro. Sarà bene che oggi un addetto di Bellunum passi per di là. In ogni caso cambia il sistema, cambia la gestione, ma fine settimana è sempre il momento più dedicato per il decoro urbano.
La questione appunto riguarda diverse zone di Feltre. Al campus per esempio di Borgoruga, dietro i cassonetti, qualcuno ha abbandonato un bidone di vernice, una vecchia scopa, qualcun altro non si è fatto grandi problemi e ha depositato 3 sacchetti vicino a un contenitore verde. A Pasquer stessa situazione all'isola ecologica. Quindi questa situazione che si ripete in diverse zone del territorio feltrino. L'isola ecologica di Via D'Amello, come si presentava ieri mattina, si vede nella fotografia per chi ci sta seguendo in video. Passiamo al Gazzettino. Ci fermiamo un attimo nell'edizione del Nord-Est e poi andiamo alle pagine che riguardano la provincia di Belluno. A pagina 5 c'è un articolo che titola così: è allarme per le varianti, chiusure fino a maggio. Uno studio rivela cariche virali doppie rispetto al 2020, l'inglese è già al 70%, le simulazioni del Ministero, con questi contagi almeno un altro mese senza giallo. Se ne parlava anche nei giorni scorsi di questa situazione. Raggiungeremo una zona di sicurezza sul fronte dei contagi solo a marzo, quando sarà possibile ripristinare la fascia gialla per le regioni. La riapertura delle scuole prevista dopo Pasqua presenterà comunque un conto sul fronte epidemiologico e le varianti, sempre più aggressive e veloci nella diffusione, non lasciano alternative. La carica virale degli ammalati è molto alta, è raddoppiata rispetto alla versione standard, fra virgolette, del coronavirus. Lo spiega bene un'analisi delle USCAR, le unità speciali dei tamponi del Lazio, che attraverso 27 medici sentinella ha rilevato e studiato la concentrazione antigenica con i tamponi quantitativi. Risultato: se fino a novembre la carica virale, la contagiosità era in media a livello 40, ora è il doppio, poco sotto 100, ma abbiamo registrato anche pazienti oltre quota 120, quindi la preoccupazione per le varianti espressa ormai da più parti e ormai assodata. Tanti anziani, servono più vaccini. Questo è il titolone di apertura sul Gazzettino di Belluno. I bellunesi con oltre 65 anni sono più della media veneta, è necessario che ci mandino un numero superiore di dosi. La campagna procede veloce, ieri centinaia di iniezioni. Quasi 700 penne nere contro il Covid, si legge poi, praticamente un esercito, quello degli alpini volontari, con 696 uomini che hanno lavorato ininterrottamente all'emergenza Covid, 374 bellunesi, 42 cadorini, 280 feltrini. Le ore di lavoro prestate dai soci bellunesi sono state 24.889. E poi ancora San Nicolò, feste zona rossa, 7 ragazzi multati dai carabinieri, una notizia di cui si è parlato anche ieri, che abbiamo pubblicato anche noi sull'Amico del Popolo. E poi ancora Kilian è sparito, lo cercano in centinaia. C'è un'intera provincia che tifa per Kilian, per il border collie smarritosi venerdì 19 marzo nei monti dell'Alpago. Si è mobilitato anche il popolo del web e il cane scomparso è dedicato a una pagina dove vengono registrate le segnalazioni e c'è la sua fotografia. Andiamo un attimo all'interno, quindi tanti anziani, servono più dosi, si legge nel titolone. Criticità della campagna vaccinale, interrogazione di Bristot, età media alta, spero che il dato sia considerato nelle forniture. Perplessità anche sulle sedi, in città ci sono solo l'ospedale e la parrocchia di Cavarzano utilizzata dai medici di base. Mia mamma non è stata contattata ed è del 1943. Mandala subito in fiera, risponde sempre via Facebook il presidente della provincia Roberto Padrin. Basta questa istantanea dello schermo per dire che si può migliorare qualcosa nella campagna vaccinale, che pure vede la maggioranza di Belluno primeggiare, la provincia di Belluno primeggiare per efficienza in Veneto. Sono stati gli stessi vertici dell'ULSS ad ammettere che si procede per tentativi, il lavoro da fare è titanico, e alla fine del terzo mese di vaccinazione si è per esempio capito che in provincia di Belluno i vaccini ad accesso libero non funzionano, code a Belluno e auto che invece non arrivano 2 settimane dopo a paludi di Alpago. Stesso esperimento, 2 risultati contrapposti. Ma sono queste le uniche criticità della campagna vaccinale? A quanto pare no, a leggere l'interrogazione diventata domanda di attualità di Fabio Bristot Rufus e Gian Giacomo Nicolini al sindaco Jacopo Massaro. In questa provincia, spiega Bristot, abbiamo 236 over 65 ogni 100 ragazzi sotto i 14 anni a fronte di una media veneta di 178 su 100. Abbiamo chiesto al sindaco di informarsi con puntualità per capire se la regione Veneto e l'Us Dolomiti abbiano considerato questi indicatori numerici e queste assolute particolarità nella distribuzione locale dei vaccini. Nella carenza generale delle dosi, quindi, Belluno rivendica una fetta in più di flaconi da destinare soprattutto
a over 80 e over 65. Bristot ha fatto una prima dose di AstraZeneca in una fabbrica dismessa a Feltre. Mi chiedo se non si possano trovare strutture migliori come i palasport in cui fare girare le auto e avere a disposizione per esempio dei bagni come hanno fatto a Borgo Valbelluna, ha chiesto appunto Bristot nella sua domanda di attualità. Andiamo avanti, leggiamo ancora un paio di articoli e poi chiudiamo l'appuntamento. Come dicevamo, c'è anche questa mobilitazione che si è aperta in tutta la provincia. SOS avvistamenti, tutti cercano Kilian, il cane scomparso 10 giorni fa sulle montagne dell'Alpago non si trova, adottato dal popolo del web che si è mobilitato. Avvistamenti sulle vette feltrine e in altri paesi sulla pagina dedicata alle ricerche e le mappe e ogni nuova battuta con volontari. C'è poi un articolo, torno un attimo indietro, che riguarda purtroppo un caso di violenza sulle donne. Andiamo in questo caso a pagina 9 dell'edizione di Belluno del Gazzettino. Ubriaco, mesi di botte alla convivente, 47enne fermato. L'articolo di Giuditta Bolzonello, siamo in Cadore. Maltrattamenti dentro le mura domestiche purtroppo non è una novità, anzi il problema ha fatto registrare un aumento dei casi nell'ultimo anno anche a causa del lockdown. E c'è questo caso che ha visto la Procura di Belluno emettere un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un 47enne residente in Cadore per il reato di maltrattamenti nei confronti della compagna trentenne e convivente. Il provvedimento è scattato al termine di un'indagine condotta dal nucleo investigativo dei Carabinieri. L'uomo nel corso di tutto il 2020 e almeno fino a febbraio di quest'anno ha sottoposto la compagna a una pluralità di condotte lesive della sua integrità fisica e morale. Quindi la vicenda è venuta alla luce dopo l'ultimo ricovero della donna, a seguito della quale i sanitari hanno prontamente avvisato i carabinieri che hanno avviato le attività di indagine, e l'uomo dagli inizi di marzo è stato sottoposto alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Poi c'è un'altra notizia che riguarda Cortina, prima domenica per il sacrestano a disposizione della comunità. Si tratta di un 35enne comasco, Mirko Tonelli, scelto da Don Ivano fra 720 candidati. La solennità della Domenica delle Palme, con l'avvento della Settimana Santa, ha visto l'inizio dell'attività del nuovo sacrestano della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo a Cortina. Si tratta di Mirko Tonelli, lombardo nato a Morbegno 35 anni fa, che è stato scelto fra 720 candidati che hanno inviato le richieste al parroco Don Ivano Brambilla lo scorso autunno. In questo caso l'articolo è di Marco Di Bona. E con questo articolo chiudiamo anche la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo domattina alle 8:30 su Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto un buon inizio settimana a tutti, una buonissima giornata, grazie mille per l'ascolto e a prestissimo, arrivederci.